la terza E, 40 anni dopo, ritorna all'Empedocle. È una cosa emozionantissima che abbiamo tutti voluto fortemente, infatti molti compagni sono venuti da fuori dalla Sicilia. Ci teniamo perché avevamo un desiderio di ripercorrere quelle che sono state le emozioni del 1977. Per noi il percorso non si era mai interrotto, però l'abbiamo ripreso e stiamo dando nuove motivazioni e nuovi slanci affettivi a un rapporto che oggi è molto più bello, devo dire, rispetto a 40 anni addietro. Don Angelo, anche tu facevi parte della classe. Sono questi momenti di grande emozione perché ritrovarsi con gli amici con i quali si è fatto un buon percorso di vita è sempre una cosa piacevolissima, ma questo evento sta ad indicare che quando ci sono rapporti umani veri, c'è bella amicizia, le cose non si spengono e quindi noi oggi siamo qui a ritrovarci perché questo rapporto non si è mai interrotto ed è un'esperienza molto bella. Che effetto fa ritrovare i compagni 40 anni dopo? Allora, è un effetto bellissimo, abbiamo trascorso i 5 anni più importanti forse della nostra vita sicuramente studentesca vorrei ricordare che noi siamo entrati nel 72, quindi era un periodo del post-78 e il post-68, quindi il periodo della contestazione, il periodo delle occupazioni, il periodo dei collettivi e poi era un periodo magico soprattutto per lo sport. Per lo sport dove il liceo classico eccelleva in tutte le discipline, nell'atletica leggera, nella pallacanestro e quindi abbiamo dei ricordi diversi anche come contenuto ma molto profondi. Essere qui di nuovo oggi ci riporta diciamo, un po' indietro nel tempo e comunque un po' più anziani, con i capelli un poco più bianchi e comunque questo sta a testimoniare come questa classe ha tenuto degli ottimi rapporti nel tempo, ci siamo sempre frequentati e oggi ci ritroviamo qui. A proposito vorrei ringraziare la preside Sermenghi che ora ci riceverà sopra e quindi faremo una piccola cerimonia in questo senso. Ecco, cerimonia nel ricordo di 40 anni, andrete a festeggiare? Sì, a proposito di cerimonia si parlava di discorsi, ecco il discorso che noi dobbiamo fare oggi è il non discorso, perché il discorso siamo noi, col nostro vissuto, perché la sensazione che si prova è questa, che gli adulti oggi siamo noi e quando eravamo al liceo invece noi guardavamo dal basso verso l'alto quelli che avevano ottenuto dei risultati nella loro vita e noi li guardavamo come un'utopia, come un sogno. Oggi nel bene o nel male siamo noi, gli adulti, con i nostri bilanci. Speriamo che il nostro bilancio positivo sia anche quello del liceo che ci ha formati.